Grazie, grazie di essere qui anche così numerosi. Io ho seguito anche quasi tutte le puntate precedenti di questa interessantissima serie di convegni e sono un po' imbarazzato, nel senso che chi è intervenuto erano ricercatori, studiosi, scienziati, mentre io sono un operativo sostanzialmente, nel senso che acquisisco le informazioni che arrivano dal mondo universitario, dal mondo della ricerca, e il mio compito è quello di metterle poi in pratica cercando di fare qualcosa di buono, e quindi il livello sarà di questo tipo, e cercherò di parlarvi quindi in particolare delle cose che effettivamente facciamo, anche degli studi che facciamo, ma di quelli che facciamo noi che magari non coprono tutti i campi che sono stati trattati anche nei giorni scorsi. Allora mi sono scelto un titolo decisamente impegnativo, che dopo ripensandoci ho detto forse ho esagerato. Comunque il titolo è Dagli insetti al paesaggio, un cerchio da chiudere, quindi cercare di dimostrare come gli insetti in qualche modo possono condizionare un sistema così grande e complesso come è il paesaggio. E quindi la domanda è appunto se può il paesaggio essere condizionato dalla presenza di insetti. Per chi segue un podcast di scienza molto diffuso che è Ci vuole una scienza, sa che la risposta è sempre dipende, non c'è mai una risposta netta a queste domande. E per capire come eventualmente gli insetti possono essere degli elementi anche di condizionamento del paesaggio, perlomeno della componente botanica del paesaggio, vediamo un po' quali sono le 4 scale in cui si manifesta la biodiversità. La prima è la diversità genetica tra gli individui di una popolazione. Noi sappiamo che siamo tutti diversi, però diciamo, l'esempio della specie umana non è molto calzante perché noi ci muoviamo molto e quindi ci incrociamo molto. Gli animali sono più sedentari di solito e quindi sappiamo anche che quando una popolazione si riduce fortemente di numero, il problema non è solo che si riduce di numero e quindi sono di meno, ma anche che il loro corredo genetico tende a diventare sempre più omogeneo e quindi sono molto più a rischio in caso di malattie e stress ambientali, perché hanno un unico o comunque poche risposte da dare alle pressioni ambientali. Mentre se la popolazione è più ampia e la genetica è più articolata, le risposte dei singoli individui alle pressioni ambientali possono essere diverse e quindi la specie ha più probabilità di sopravvivere. Il secondo livello è la diversità di popolazioni all'interno di una specie. Le specie si possono articolare in diverse popolazioni che hanno dei caratteri fenotipici diversi. Questo può avvenire per separazione geografica oppure perché le pressioni ambientali di fatto tengono separate determinate popolazioni che di fatto iniziano un processo di speciazione, quindi iniziano a differenziarsi, e che se per tempi molto lunghi, insomma milioni di anni, rimangono separate, possono effettivamente determinare lo sviluppo di specie diverse. Un esempio, visto che abbiamo qui un rappresentante, anche se in forma non particolarmente vivace, che è il lupo. Le popolazioni del lupo per centinaia di anni si sono separate tra il lupo balcanico e quello italico-appenninico, e quindi di fatto hanno iniziato ad assumere dei caratteri diversi. Quelli appenninici erano più piccoli rispetto a quelli balcanici. Poi nel momento in cui queste popolazioni hanno potuto svilupparsi, aumentare di numero e alla fine incrociarsi la prima volta sui Monti Lessini e poi anche da noi, quindi la popolazione balcanica si è riunita a quella appenninica, ecco che di fatto è iniziato un processo di rifusione di queste due popolazioni. E il terzo livello di biodiversità è quello che
più noto, quello che possiamo conoscere tutti, cioè la varietà di specie, il fatto che quando noi andiamo in un ambiente troviamo tante specie diverse. Qui siamo in un museo, basta guardarci attorno alle fotografie, vediamo tante specie diverse all'interno di un ambiente. Quello è il livello di biodiversità più noto. Ma c'è ancora un livello che è quello che ci interessa nell'incontro di oggi, cioè il fatto che un elemento che aiuta, diciamo, a una maggiore biodiversità è proprio il fatto che in un territorio, magari un territorio piccolo, ci siano un mosaico di ecosistemi diversi, quindi una differenziazione di ecosistemi che porta a un aumento della biodiversità delle specie, delle popolazioni che vivono in quei sistemi. E per fare un esempio di questo basta vedere la nostra regione. Questa è la biodiversità della nostra regione. Il sito, sono 2 siti Natura 2000, poi casomai vi spiego cosa sono i siti Natura 2000, ma è la più grande rete di siti a protezione della biodiversità a livello mondiale, 27.000 siti in tutta Europa. Qui vediamo una rappresentazione del sito che si trova più a nord e più in alto, a 2780 metri, che è la cima del Monte Coglians, e quello più a sud e più basso, che sono le Trezze San Pietro Bartelli all'Arco di Grado, meno 20 metri sul livello del mare. Capite bene quanta diversità ci può essere, tenendo conto che questi 2 luoghi si trovano a soli 130 km di distanza, e di quanta diversità ci può essere per far sì che si scenda dai 2780 fino ai meno 20 metri sul livello del mare. Questo è un fattore di amplificazione della biodiversità. Ma vediamo anche come il paesaggio poi agisce su un incremento della biodiversità. Non è solo una questione, diciamo, quantitativa, il fatto che ci possono essere più specie diverse sullo stesso territorio, ma anche funzionale, e questo attraverso il concetto di connettività. Un paesaggio complesso garantisce una connettività ecologica, quindi garantisce la permanenza di una rete ecologica sul territorio. Questa connettività ecologica, cioè il fatto che le specie possano spostarsi, le specie animali ma anche le specie vegetali, attraverso ovviamente i semi, non è che le piante si muovano, ma che possano superare le barriere o che non incontrino barriere artificiali, diventa un elemento fondamentale proprio per la conservazione della biodiversità e per evitare che si formino delle isole, che, diciamo, delle strutture ecosistemiche rimangano isolate e non possano avere scambio genetico con il resto del territorio. Dopodiché la biodiversità, diciamo, alti livelli di biodiversità, ambienti ad alta biodiversità, forniscono servizi ecosistemici. Questo è un tema che oggi non tratteremo perché sennò staremo qui troppo a lungo, però è una delle conclusioni di questo ragionamento, ne abbiamo parlato anche nei giorni precedenti. E a questo punto torniamo sul tema di come, quindi abbiamo visto come in realtà dalla singola specie si può passare a da una biodiversità interna a una singola popolazione di una singola specie, si può passare alla biodiversità sistematica di un territorio, di un paesaggio, ma adesso vediamo come è possibile che anche una popolazione di insetti vada a condizionare alcuni aspetti del paesaggio, sicuramente quelli di tipo vegetazionale, attraverso il concetto di coevoluzione, cioè che determinate piante, determinati animali o determinati individui di piante o di animali tra loro si evolvano condizionandosi a vicenda. Questo è un esempio, diciamo, tra i più eclatanti di coevoluzione. Queste orchidee, le Orchis apifera, poi ce ne sono di diverse categorie, in cui è lo stesso fiore di una pianta che si sviluppa imitando, diciamo, mimetizzandosi come se fosse un esemplare di insetto per attirare l'insetto su di sé e attraverso questo meccanismo
aumentare la probabilità di buon successo dell'impollinazione. Quindi di fatto tradisce l'animale, nel senso che obbliga l'animale a appoggiarsi su questi fiori e tra l'altro la cosa interessante è che anche i ferormoni prodotti da questo fiore sono gli stessi dell'insetto, quindi abbiamo proprio una pianta che si mimetizza ad animale per poter attirare l'animale verso di sé, l'insetto verso di sé. Questo avviene a livello di singola, o meglio di rapporto tra due specie, ma che cosa succede? Cioè è possibile che questo effetto, diciamo, singolo venga portato a scala di intere popolazioni, quindi di paesaggio? Sì, è possibile, lo vediamo in questo schema, che non è la registrazione del terremoto, ma rappresenta tutti i rapporti tra gli insetti che sono elencati in alto, e ovviamente non vi li leggerò, ma insomma si tratta di menotteri, ditteri, lepidotteri, coleotteri e altri insetti, con le specie vegetali che si possono trovare in un prato. Quindi questo è il rapporto, diciamo, il rapporto trofico, potremmo dire, tra la parte animale e la parte vegetale, tra gli insetti e la parte vegetale di un prato. Come vedete, una quantità di interrelazioni enorme e uno potrebbe dire anche una grandissima stabilità, visto il numero di interrelazioni. Anche se alcune interrelazioni vengono meno, ce ne sono moltissime altre che mantengono questo sistema attivo. Questo può essere vero, però in realtà dovremmo studiare meglio come avviene questa interrelazione. Purtroppo c'è questo fenomeno che è la simmetria delle reti di impollinazione, cioè che ci sono insetti che hanno una grande capacità di adattamento e quindi che in realtà utilizzano tutti i tipi di fiori per svolgere le loro funzioni e quindi alla fin fine impollinarli. In particolare le api, e in particolare le api domestiche, diciamo le api da miele, sono bravissime nel utilizzare qualunque risorsa che ci sia sul territorio e quindi tutti i tipi di fioriture. Però in realtà sono molto adattabili, ma sono anche molto opportuniste. Tanto opportuniste che se poi in quel momento trovano una fioritura molto efficiente, ad esempio una fioritura di acacia o meglio di robinia molto ricca, tendono a concentrarsi solo su quella, snobbando, diciamo, le fioriture che implicano un maggior sforzo energetico, perché significa volare di più e andare a cercare in luoghi più lontani il nettare e il polline. Però abbiamo invece insetti che hanno un rapporto quasi univoco con una pianta. La professoressa Bortolotti, che era qui qualche giorno fa, ha portato l'esempio appunto di questa pianta scoperta da Darwin durante il suo mitico viaggio, in cui Darwin appunto diceva: ma se c'è questa pianta ci deve essere questo impollinatore, e ha disegnato un ipotetico insetto che potesse impollinare questa pianta, tra l'altro con una forma molto strana. Però questo insetto non l'ha trovato, ovviamente perché lui viaggiava e quindi non poteva fermarsi a lungo. 40 anni dopo, in realtà, altri ricercatori hanno trovato questo insetto, che era un insetto notturno, quindi era anche molto difficile da vedere e da trovare, ed effettivamente era esattamente l'insetto che aveva previsto, la cui esistenza era stata prevista da Darwin semplicemente guardando il fiore. Quindi c'è questo rapporto univoco tra determinati insetti e determinate piante che determina un fattore di rischio, perché nel momento in cui o la pianta o l'insetto vengono meno, viene meno anche l'altra parte del partner. Quindi se viene meno l'insetto perché magari l'uso di sostanze chimiche in agricoltura colpisce quel tipo di specie, è chiaro che quel tipo di pianta, quel tipo di fiore non ha più il soggetto che lo impollina. Così come se quella pianta non cresce più per diversi motivi, l'insetto non ha più l'unica fonte di sostentamento che
sulla base della quale lui può continuare a vivere. E quindi questo significa che noi rischiamo, nel momento in cui agiamo ad esempio su un prato in modo molto banale, ad esempio facendo una concimazione molto forte di un prato, riduciamo la biodiversità del prato, quindi si sviluppano molti meno tipi di piante diverse, quindi molti meno fiori, e conseguentemente anche molti insetti non trovano più la fonte di sostentamento su quel prato, e quindi in realtà quel sistema molto complesso si semplifica drasticamente. E allora vediamo questi famosi prati. Qui vi ho portato due esempi, uno è un prato totalmente artificiale, uno è un prato totalmente naturale. Adesso vediamo se riconoscete qual è quello artificiale e qual è quello naturale. Chi vota per il prato A come prato naturale? Come prato naturale A. E invece come prato naturale il B? Quasi al 50%. Ecco, in realtà il prato A è totalmente artificiale, mentre il prato B è totalmente naturale. Poi possiamo discutere, nel senso il prato A è un prato fotografato non lontano da qui, presso l'azienda Semenostrum, che è uno spin-off dell'Università di Udine, che è qui, non lontano da qui all'azienda Servadei, che produce seme, diciamo, semi in purezza, ma in realtà miscugli di seme di prato stabile, di diverse tipologie, ma anche semi per fasce fiorite, quindi semi per proprio poter sostenere gli insetti impollinatori. Quindi non solo le api, diciamo, domestiche, ma tutti gli insetti impollinatori. E quindi vengono privilegiate specie, diciamo, molto belle, molto, insomma, che anche esteticamente fanno la loro scena. Vedete i paveri, i fiordalisi, però in realtà questi sono prati annuali, cioè sono prati che difficilmente si rinnovano da soli, o perlomeno si rinnovano da soli ma perdendo queste fioriture. Se noi vogliamo garantire queste fioriture vanno riseminati ogni anno, ogni 2 anni. Noi abbiamo utilizzato questo tipo di prato, quindi un prato diciamo, che ha delle caratteristiche di naturalità, perché non sono, diciamo, i prati che si comprano al consorzio agrario per seminare il prato di casa, o magari per chi vuole il prato all'inglese che invece ha biodiversità, diciamo, non dico pari a 0, ma insomma pari a 1, nel senso che sono pochissime specie che compongono quel miscuglio. Qui invece sono già moltissime specie, ma hanno quella finalità. Noi l'abbiamo utilizzato nel progetto Live Pollination proprio sui bastioni di Palmanova, oltre che in altre aree, per creare fasce fiorite in un luogo in cui ovviamente non c'era una particolare naturalità, perché erano dei bastioni che hanno avuto ovviamente insomma, nascono da un'opera artificiale, e quindi anche hanno delle caratteristiche del suolo che non garantiscono una alta biodiversità, suoli rimaneggiati, suoli magari che sono stati anche concimati in passato, e quindi in cui non vale la pena ricreare un prato B, o perlomeno bisognerebbe aspettare moltissimi anni per ottenere un prato di tipo B. Il prato B invece è un magredo, è il tipico magredo in cui siamo nel Dandolo, quindi tra Vivaro e Maniago. Quelle che vedete sono tutte orchidee, Anacarpis pyramidalis, e le orchidee per nascere devono essere micorizzate, quindi devono avere un rapporto di tipo simbiotico con un fungo, e ovviamente perché ci sia un fungo nel terreno, il terreno deve essere un terreno molto stabile, per questo si parla di prati stabili, perché devono avere il tempo di sviluppare non solo la parte erbacea superiore, ma anche tutto il microbiota del suolo che si deve poter sviluppare e elaborare, insomma, la biodiversità del suolo solo in certe condizioni. Allora dopodiché io posso avere la fioritura di orchidee, come in questo caso. Qui la fioritura particolarmente intensa è in qualche modo in parte artificiale, perché probabilmente questa è un'area che è stata ripristinata.
Quindi qui noi siamo partiti da un terreno che era completamente ricoperto da cespugli, boscaglia quindi si stava inarbustando questo terreno perché non veniva più sfalciato da molti anni, quindi si stava trasformando, aveva iniziato il suo processo del tutto naturale per andare verso il bosco, e noi che siamo cattivi siamo intervenuti, abbiamo eliminato la boscaglia che si stava sviluppando e abbiamo sostanzialmente ridato spazio alla banca semi che ancora era presente nel suolo. Quindi noi non abbiamo seminato questo prato, abbiamo semplicemente liberato e fatto sì che la banca semi potesse riprendere il suo ciclo. E questo effetto di avere una densità così alta di orchidee probabilmente è dovuta proprio a questo intervento artificiale, quindi potremmo dire che in qualche modo tutti e due i prati sono artificiali. Sappiamo che poi nel corso del tempo probabilmente il numero di orchidee così denso calerà, perché questo è un effetto quasi di reazione nel momento in cui si libera un prato dalla biomassa che lo ha occupato. E poi ci sono ovviamente molti altri tipi di prato, ma questo per far vedere anche un po' quali sono i risultati del nostro lavoro. Come stanno quindi poi questi ambienti? Voi avete visto degli esempi molto positivi, però se dobbiamo analizzare il territorio rurale da un punto di vista della qualità ambientale, forse le cose non sono così positive. Io qui non ho riportato dati che sono stati mostrati nei giorni precedenti sul decremento degli insetti. Peraltro cito sempre la dottoressa Bortolotti, che avevo conosciuto proprio perché loro stanno sviluppando parallelamente a noi un altro progetto con l'Università di Bologna. Il nostro si chiama Pollinection, il loro si chiama Pollinector, quindi rischiamo anche di confonderci. Lei stessa diceva che in realtà gli studi sulle popolazioni di insetti, cioè ci sono dei dati, però non sono così strutturati come in altri casi. Noi invece lavoriamo su questo altro indice, che è il Farmland Bird Index, cioè è l'indice degli uccelli degli ambienti rurali. Quindi non andiamo a ricercare uccelli particolarmente rari, ma cerchiamo di capire sulla base dei monitoraggi di specie apparentemente comuni, o forse che una volta erano comuni, qual è l'andamento dello stato di naturalità degli ambienti rurali, quindi non di ambienti naturali ma della campagna, per vedere appunto attraverso l'incremento o il decremento degli uccelli o l'analisi delle specie che si sviluppano, che regrediscono, qual è lo stato di qualità dei territori rurali. Questi sono dati di livello nazionale e mostrano il decremento tra il 2000, in questi ultimi 25 anni, 24 anni, insomma dal 2000 a oggi, e come vedete sono decrementi decisamente preoccupanti. C'è da dire che un dato nazionale può essere poco rappresentativo, perché vuol dire che andiamo dalla Sicilia all'Alto Adige e quindi con ambienti molto, molto diversificati. Però questo è un indice, diciamo, di grande scala che non può essere usato, diciamo, a piccola scala, a scala comunale, perché proprio le metodologie di analisi non lo consentirebbero. Però ci dicono che in realtà il processo di perdita di biodiversità non negli ambienti naturali, nelle aree protette, ma su tutto il territorio ha ancora un indice negativo. E questa è una pubblicazione del Ministero dell'Agricoltura, quindi non è di parte, ma è dell'istituzione che tutela e sostiene l'agricoltura, che però appunto dice che in realtà bisognerebbe avere più siepi, più elementi naturali nel paesaggio, parla di prati stabili, parla di fasce fiorite da inserire all'interno del tessuto rurale classico. E appunto dice, in quanto ospitano grandi varietà di insetti, piccoli mammiferi che sono fonte di cibo anche per l'avifauna.
e quindi poi alla fine tutto si collega, anche la presenza degli insetti. E appunto l'indice è negativo. Nella nostra regione qual è la situazione? Lo facciamo vedere. Allora, sicuramente è un po' migliore rispetto a quella di altre regioni d'Italia, proprio perché abbiamo un territorio un po' più naturale, però comunque vediamo molte specie di colore blu, che significa stabilità, e questo è l'elemento più positivo di questo indice. Abbiamo una serie di specie in rosso, e questo ovviamente è molto negativo. Tra l'altro sono specie molto comuni, cioè per esempio i passeri, che uno dice è una specie, una volta era estremamente comune, i passeri stanno subendo una drastica riduzione di proprio numero di esemplari. Quindi non sono specie protette in quanto rarissime. Il problema oggi in molte specie è che specie comuni, penso al rospo comune, che si chiama rospo comune, che il rospo comune ha avuto un decremento in 10 anni superiore al 50%, e quindi è entrato nella lista rossa proprio per, non che ce ne siano pochi, perché ce n'erano talmente tanti che anche il 50% di un'infinità è tanto, ma è il processo di decremento che ha fatto accendere una lampadina per dire che cosa sta succedendo. Lo stesso riguarda appunto banalmente il passero, dopodiché abbiamo per fortuna delle specie anche in incremento. In realtà, se andiamo a vedere il tipo di specie, capiamo che non è per fortuna, ma è purtroppo, perché in realtà le specie in decremento sono quelle più invasive, sono la cornacchia grigia, sono il colombaccio, quindi sono specie molto generaliste, molto brave ad adattarsi a tutti gli ambienti, anche quelli antropici, e quindi in realtà sono un indicatore negativo di presenza di queste specie. Vuol dire che in realtà appunto sono loro che riescono ad affermarsi ostacolando altre specie. Quindi abbiamo visto che sostanzialmente il territorio rurale non sta benissimo in termini di conservazione, e torniamo sul concetto di paesaggio, perché alla fine abbiamo identificato questo ambiente come un paesaggio, quindi un ambiente fatto di diversi ecosistemi che formano un'unità paesaggistica, e quindi ci dobbiamo chiedere che cos'è un paesaggio. Quando ho pensato, cerco una foto che rappresenti il paesaggio archetipo, ho tirato fuori questa foto qui che è delle colline di Sequals, e poi mi sono accorto che questa immagine è identica, molto simile, al logo della Convenzione Europea per il Paesaggio, e quindi evidentemente insomma ci avevo preso giusto. Ci sono elementi naturali, ci sono elementi agricoli rurali, ci sono elementi antropici, storico-culturali, come appunto può essere una chiesa, ed è esattamente quello che è stato scelto nel logo della Convenzione Europea del Paesaggio. E cosa dice la Convenzione Europea del Paesaggio, che viene molto utilizzato? Che il paesaggio designa una determinata parte di territorio, qualcuno dice il territorio, diciamo, visibile a occhio umano, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali umani e dalle loro interrelazioni. Quindi c'è il concetto di percepito, è una cosa che viene percepita, e dopodiché c'è il concetto di interrelazione tra fattori naturali e fattori umani. Quindi questo già ci dà alcuni criteri di interpretazione del paesaggio. A me però piace molto di più quest'altra definizione, che è di un architetto paesaggista nato in Galles, ma che poi ha lavorato essenzialmente negli Stati Uniti tra gli anni 60 e 70, e parlando proprio, diciamo, dei suoi studenti, di quelli che intraprendevano quel tipo che sostanzialmente in Italia non esiste, di architetto del paesaggio, ma che nella cultura anglosassone invece è molto diffuso, diceva: essi credono che la natura sia un processo, ma credono che la forma, io ho scritto paesaggio, e il processo, la natura e la biodiversità, siano aspetti indivisibili di un unico fenomeno, vale a dire che ciò che si vede sia un aspetto importante di ciò che è.
A me piace questa definizione intanto perché introduce il concetto che la natura è un processo, quindi non è una cosa statica, non è una cosa da percepire, ma forse è una cosa da comprendere, da studiare, entrare nell'ambito appunto dei processi naturali che poi si esplicano in una forma, ma quella forma non può essere semplicemente guardata, va compresa, va letta, e allora forse dovremmo interpretare quel percepita così in un modo meno passivo e più di lettura del paesaggio. E vediamo un po' che cos'è un paesaggio. Ci possono essere 1000 modi per interpretare un paesaggio. Io l'ho fatto in questo modo qui, che forse per qualcuno può essere incomprensibile, magari qualcuno potrebbe pensare che sia anche un quadro di arte astratta. In realtà è una rappresentazione dei prati stabili presenti nell'anfiteatro morenico del Friuli, quindi qui alle spalle di Udine. Non tenete conto della differenza tra il colore blu e il rosso, che è di tipo puramente amministrativo, sono tutti prati stabili e vediamo che rappresentano una certa diffusione sul territorio, e attraverso la diffusione sul territorio dei prati stabili noi possiamo leggere molte cose. Possiamo leggere le colline rispetto alla pianura, perché in collina ci sono molti più prati, ovviamente perché l'agricoltura in collina ha meno interesse a svilupparsi, mentre si è sviluppata in pianura e quindi ha conservato i prati nelle colline, ma vediamo anche, intuiamo anche gli alvei fluviali, a parte che poi la rappresentazione in 3D lo evidenzia, però vediamo il Torre, vediamo il Cormoro, vediamo il Corno, vediamo il grande tagliamento. Ecco, questo significa che quei paesaggi lì hanno qualcosa di diverso. Il paesaggio della pianura vedete che è molto semplificato, il paesaggio della collina è molto articolato. Che cosa ci può servire questa immagine che usiamo così come pretesto? A introdurre il concetto di connettività del paesaggio. Lo abbiamo detto all'inizio, il significato di un paesaggio articolato non è solo quello di ospitare tante specie diverse, ma anche di garantirne la connettività, di consentire alle specie di muoversi, di incrociarsi, di non rimanere isolate. E allora, se vogliamo capire diciamo, vedere in faccia un indicatore di connettività del paesaggio, prendiamo questo piccolo ghiro che si chiama moscardino. Tra l'altro Moscardinus avellinarius, quell'avellinarius significa sostanzialmente del nocciolo, perché appunto è un specialista degli ecotoni arbustati. L'ecotono è un termine che significa le aree marginali di passaggio da un habitat a un altro. Di solito gli ecotoni boschivi sono appunto le fasce perimetrali del bosco, dove il bosco degrada e pian piano si unisce a quello che c'è all'esterno del bosco. E quindi è uno specialista di questi ambienti, delle siepi arbustate interconnesse, e la sua presenza è garantita se questo insieme non scende al di sotto dei 20 ettari. Quindi nel momento in cui io ho un sistema di siepi interconnesse che si riduce al di sotto dei 20 ettari di diffusione, questa specie non ha più la sua dimensione minima per poter sopravvivere e quindi tende a ridursi fino a scomparire completamente. E la frammentazione può essere anche di pochi metri. Lui si muove esclusivamente tra un albero, tra un cespuglio e l'altro, e quindi già pochi metri di assenza di questa continuità può essere fatale per lui. Studiare la presenza di questo animale ci consente di capire che tipo di paesaggio è, cioè se questo paesaggio è ancora integro, è ancora un paesaggio, ad esempio un paesaggio storico dei Campi Chiusi, oppure se ormai si sta degradando, si sta trasformando in un paesaggio che va verso la monocultura, la semplificazione del tessuto rurale. E quindi qui vi faccio vedere un piccolo esempio di un lavoro che abbiamo fatto
quando abbiamo lavorato per il piano paesaggistico regionale, in particolare per la rete ecologica regionale, in cui abbiamo preso queste specie, quindi piccoli mammiferi, rettili, anfibi, proprio perché specie che hanno una scarsa mobilità e una alta fedeltà all'habitat. Quindi la loro presenza rappresenta non solo la presenza dell'habitat, ma anche di un buono stato dell'habitat, e ci consentiva di fare un ragionamento sulla interconnessione tra gli habitat. E quindi abbiamo usato queste specie come indicatori della connettività del paesaggio, in particolare del paesaggio rurale. Abbiamo, sulla base di una carta dell'uso del suolo, di tutti i dati che avevamo a disposizione, questo lo abbiamo fatto con la professoressa Sigura e il dottor Boscuti dell'Università di Udine, attraverso questo software che si chiama GraphHub, che è, diciamo, un software di analisi delle reti, e abbiamo associato a determinati ambienti determinate specie, quindi ad esempio abbiamo associato il ramarro agli ambienti aridi, agli ambienti dei prati aridi, dei magredi, il moscardino appunto agli ambienti boschivi e agli ambienti delle siepi, e la rana di latasta invece agli ambienti umidi, anche ai boschi umidi. Ma non abbiamo semplicemente verificato la loro presenza, abbiamo verificato anche, attraverso l'elaborazione con questo software, la connettività che il territorio garantiva alla presenza di queste specie. Alla fine abbiamo sommato tutto e poi abbiamo semplificato tutto per avere un disegno funzionale alla pianificazione. E quindi abbiamo individuato delle aree che abbiamo chiamato ecotopi, cioè delle aree che avevano una funzionalità ecologica omogenea all'interno di quella piccola parte del territorio. E il risultato è questo. Abbiamo individuato i corridoi lineari sulla rete idrografica, che sono sostanzialmente tutti fiumi. Per fortuna noi abbiamo dei fiumi che hanno un buon stato di conservazione, una buona naturalità, e quindi svolgono questa funzione. Abbiamo individuato i tessuti connettivi rurali. Abbiamo usato questo termine tessuto connettivo perché non ci piaceva il termine corridoio, perché il corridoio è lineare, uno va avanti e indietro per un corridoio. In realtà le specie non si muovono così, le specie vagano sul territorio, esplorano il territorio, e quindi ci piaceva di più il termine di tessuto connettivo, che indicava una spazialità, e quindi abbiamo individuato queste aree ad alta biodiversità. Vedete quanti prati stabili ricadono all'interno di queste aree, e noi non l'abbiamo fatto solo sui prati, l'abbiamo fatto anche sui boschi e sulle zone umide. Quindi abbiamo individuato queste aree ad alta connettività interna, delle aree a minore connettività al tessuto discontinuo, le cosiddette stepping stone, in cui c'è una certa densità ma non eccessiva, e quindi in realtà c'è un certo livello di frammentazione interna. Poi le core-area, che in realtà abbiamo individuato come core-area quelle che erano già aree naturali protette, ma la cosa interessante è che tutto il grigio che vedete intorno sono aree a scarsa connettività. Cioè il problema non è individuare dove le cose funzionano, ma dove le cose non funzionano, dove, diciamo, le nostre elaborazioni ci dicevano che effettivamente lì le specie che avevamo usato come indicatori hanno difficoltà a colonizzare, a muoversi, a attraversare. E quindi poi tutta la politica di ricostituzione delle reti ecologiche in realtà si rivolge esattamente alle zone grigie, alle zone che devono guadagnare nuova connettività. Stesso esempio, qui siamo invece nell'area del Pordenonese, e anche qui il sistema dei siti Natura 2000 come core-area. Poi è stato fatto un lavoro, diciamo, di simulazione delle possibili connessioni tra le core-aree, i tessuti connettivi lineari, il tessuto connettivo rurale qui attorno alla base di Aviano, ma anche qui grandi aree a scarsa connettività. La rete ecologica non necessariamente è costituita da elementi di alto valore, quindi noi non andiamo a cercare specie rare, ma
che questi ambienti svolgano le funzioni di connettività. Quindi una rete può essere una rete polifunzionale, può essere una rete dei corsi d'acqua, può essere una rete delle siepi, ma potrebbe essere anche una rete dei canali di bonifica, cioè potremmo utilizzare i canali di bonifica che oggi trasportano solo acqua e trasformarli in fornitura di servizi ecosistemici, ovviamente attraverso una gestione diversa e plurifunzionale dei canali di bonifica, che oggi di fatto sono, in particolare alcuni, quasi esclusivamente delle tubazioni per il trasporto dell'acqua. In realtà sarebbe interessante perché questo consentirebbe di avere una base di una rete ecologica, chiamiamola pubblica, esattamente come abbiamo le reti infrastrutturali che sono prevalentemente pubbliche, e su questa rete, diciamo, pubblica o semipubblica potrebbe poi innestarsi una rete magari privata, più capillare all'interno dei tessuti rurali. Quindi un'infrastruttura fatta di margini, confini, aree di risulta, aree dismesse senza peso economico. Questa cosa qua io non l'avevo scritta adesso, ma l'avevo scritta nel 2018, quando abbiamo finito questo lavoro. L'ho ripresa oggi perché in realtà adesso, col nuovo piano strategico della politica agricola comune, il vecchio PSR, ci sono dei fondi appositi, le domande potranno essere presentate nei prossimi mesi, ci sono dei fondi appositi proprio per ricostituire le reti ecologiche, per ricostituire le siepi o per mantenere le siepi e tutti gli elementi naturali. Quindi la Regione, attraverso i fondi della Comunità Europea, dell'Unione Europea, finanzia la conservazione di questi elementi e finanzia anche la ricostituzione di questi elementi. Quindi noi prima abbiamo fatto il progetto, oggi forse avremo i soldi per poterlo attuare. Cito solo che già nel 2003 l'APAT, che oggi si chiama ISPRA, l'Istituto Superiore di Tutela Ambientale, diceva che il processo di frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche è la causa primaria della perdita di biodiversità. Cioè non è tanto la distruzione degli ambienti naturali, ma la frammentazione degli ambienti naturali, l'isolamento degli ambienti naturali che determina la perdita di biodiversità. E adesso entriamo nell'ambito del progetto LiPol in Action. Vi metto questa fotografia perché mi piaceva vedere la somiglianza tra la mietitrebbia che noi utilizziamo per raccogliere il fiorume e questa sfinge, questo insetto che, come vedete, tutti e due hanno la proboscide, anche se funziona in modo diverso, e la mietitrebbia sembra quasi abbia delle ali dello stesso colore della silfide, della sfinge, ma in realtà vi assicuro che la mietitrebbia non vola. Noi utilizziamo questi strumenti qua, cioè alla fine la conservazione della biodiversità si fa con macchinari molto costosi, molto grandi, e per certi versi anche molto impattanti, poi vedremo anche altre immagini. Questa mietitrebbia viene tarata per lavorare a una certa quota, quindi per raccogliere i semi nelle parti sommitali ovviamente degli steli nel momento giusto, e non si sa mai quale sia il momento giusto, di solito è la metà di giugno, quest'anno più tardi perché ha fatto freddo fino a tardi e ha scaldato solo all'ultimo, nel frattempo pioveva sempre, ma negli anni precedenti, per esempio, invece a metà giugno rischiavamo di raccogliere paglia, cioè che i prati si seccassero eccessivamente e che di fatto raccogliessimo pochissimo seme. Quindi questi sono strumenti agricoli che vengono adattati, tarati per poter invece fare un lavoro per il quale non sono stati pensati, in questo caso è raccogliere il fiorume. Il fiorume è praticamente la raccolta di tutto il seme, ma anche di parti della pianta che viene essiccata e immagazzinata per poter poi essere ripiantata, ridistribuita sul territorio, o direttamente su aree naturali o, come vedremo dopo, all'interno delle nostre serre, o meglio delle parcelle esterne alle serre,
per poter riprodurre specie rare o habitat rari. Il progetto Live Pollination ha questo slogan: più biodiversità, più paesaggio, torniamo al concetto di paesaggio, meno CO2, perché i prati, anche se diciamo che è un elemento controintuitivo, ma sono dei grandissimi assorbitori di CO2. Questa viene mantenuta sia nel suolo sia nelle parti perenni delle piante, perché il prato è vero che viene sfalciato ogni anno, però tutta la parte, diciamo, più bassa si mantiene ogni anno. È vero che un bosco ha molto più biomassa e quindi può assorbire molta più CO2, però è anche il vero che il bosco spesso viene tagliato e sfruttato e quindi quella biomassa accumulata rischia, in particolare se il legno viene bruciato, poi di tornare in circolo. Certo, è una risorsa rinnovabile, però come accumulatore di CO2 i prati, e in particolare le torbiere, cioè i prati umidi, sono degli ottimi accumulatori, anche perché appunto poi trasformano la biomassa in torba, anche se con processi molto lunghi. Queste sono le aree nelle quali siamo intervenuti, quindi abbiamo fatto dei ripristini naturalistici o dei miglioramenti, diciamo, di prati preesistenti, con la doppia finalità. Nei progetti precedenti, Live Friuli Fens, che riguardava le torbiere, Live Magredi Grassland, che riguardava i magreti, ci siamo concentrati solo sulla parte vegetazionale. Con questo Live Pollination, che devo dire ha come lead partner l'Università Ca' Foscari di Venezia e dei partner tutti veneti, quindi la Regione Veneto, Veneto Agricoltura e altri partner veneti. Noi siamo come Regione l'unico partner friulano, ma siamo quelli che gestiamo il budget maggiore rispetto agli altri partner. E abbiamo fatto interventi proprio di miglioramento ambientale su queste aree. Riconoscete qui i bastioni di Palmanova, qui siamo alla confluenza Torre Nattisone, quindi ambiente magredile, le torbiere di Selvotte e di Gonars, il tagliamento, il Cellina Meduna, anzi questo è il Cellina, ma anche aree militari. Per esempio questa è un'area che viene utilizzata per il paracadutismo, sempre nella zona del Dandolo, quindi zona Cellina. È un'area appunto di addestramento dei paracadutisti che aveva subito, diciamo, un peggioramento per un eccesso di concimazione che stiamo recuperando verso insomma, una maggiore biodiversità, quindi anche facendo dei trapianti all'interno di queste superfici. Queste sono alcune delle attività che vengono svolte, ve le faccio vedere così per esempio. Andiamo proprio dalla raccolta manuale del seme, quindi prima avete visto una grande mietitrebbia che raccoglieva tutto il fiorume. Se però noi vogliamo raccogliere il seme di singole specie, dobbiamo farlo di fatto a mano andando a prenderle direttamente in campo. Qui abbiamo, con una trivella vengono fatti dei fori per poter trapiantare le piante che vengono prodotte in serra, quindi noi riproduciamo nella serra di Palazzolo dello Stella e delle piante erbacee, piante molto rare, insomma le più rare che ci sono nella nostra regione, come ad esempio questa, che adesso non mi ricordo come si chiama, la primola farinosa, la marcoline, esattamente, e viene riprodotta in serra per poi poter essere ripiantata direttamente in campo. La raccolta del fiorume, sempre la mietitrebbia che opera, ovviamente tutti i monitoraggi in campo, pre-intervento, post-intervento, per verificare anche gli effetti dell'intervento, e questo può essere appunto il risultato di poter incrementare le popolazioni di specie abbastanza rare. Lavorare non è facile. Per sfalciare una torbiera bisogna andare nelle prime ore del giorno, nelle giornate più fredde dell'anno, perché sono gli unici momenti in cui il terreno è ghiacciato. Una volta ghiacciava veramente,
ormai non ghiaccia più, però comunque è sufficientemente rigido per poter tenere un trattore di piccole dimensioni. Questo è un Lamborghini modello Frutetto che ovviamente pesando poco può entrare in un ambiente in cui un trattore pesante potrebbe evidentemente affondare. Oppure si utilizzano questi strumenti, questo è un Landini da 95 cavalli, quindi un piccolo trattore in realtà come potenza, però con le gomme gemellate, perché ovviamente aumentando la superficie si aumenta il galleggiamento del mezzo su terreni che sono saturi d'acqua e quindi in cui c'è il rischio appunto di affondare. In determinate stagioni è possibile farlo, ovviamente per gli operai lavorare in queste condizioni è difficile, anche se sono dotati, diciamo, di stivali termici, ma si può lavorare alcune ore, dopodiché bisogna sostituire, fare dei turni, perché ovviamente non si può lavorare in quelle condizioni. Quindi, ecco, questo per dire, perché tante volte, diciamo, i documentari sulla natura sono sempre molto così, molto bucolici nel vedere il risultato finale, ma poi l'operatività è decisamente meno bucolica. Usiamo anche dei sistemi un po' più particolari. Ad esempio, con questo progetto Live Pollination abbiamo sperimentato un pascolo molto controllato come elemento di sfalcio dei prati. Si tratta di un piccolo gregge, siamo sempre nella zona di Vivaro, di meno di 300 capi. Tenete conto che un gregge oggi non è economicamente sostenibile se non ha almeno 1500 capi o 3000 capi o 5000 capi, ma ovviamente queste dimensioni, che sono quelle che consentono poi di avere dei contributi sufficienti per poter, diciamo, reggere economicamente l'impresa, sono anche molto impattanti, perché 3000 pecore che entrano in un prato ovviamente producono tutte le deiezioni, oppure devono dormire di notte, tra l'altro magari recintate per difenderle dai lupi e quindi ancora più concentrate, possono creare dei problemi di sovrappascolamento o di sovraconcimazione. Però insomma ci stiamo attrezzando per gestire queste situazioni. Di fatto potrebbero avere un effetto positivo se gestite invece in numeri più piccoli, quindi con più unità. In questo caso appunto sui 300 capi noi li possiamo usare proprio perché le pecore ovviamente vanno dove i mezzi che avete visto prima non riescono ad andare, per esempio terreni particolarmente sassosi, ghiaiosi, dove una sfalciatrice romperebbe tutte le lame, e invece le pecore fanno quello che noi non riusciamo a fare. Oppure un'altra cosa che stiamo sperimentando e che può sembrare particolare è dare fuoco alle torbiere e ai prati, cioè il fuoco prescritto. Questi non sono antincendio, ma sono degli incendiari, in realtà sono le squadre antincendio, ma stiamo sperimentando questa tecnica perché diciamo, banalmente è molto economica, nel senso che muovere i trattori che vedete prima o operare a mano ha dei costi per ettaro stratosferici. Quindi per trovare un metodo, diciamo, più economico per intervenire abbiamo provato a sperimentare il fuoco prescritto, quindi viene isolata un'area, viene sfalciata un'area in modo che sia isolata e dopodiché con un progetto e una squadra speciale, quella che vedete col casco giallo è la responsabile dell'incendio, la direttrice dell'incendio, è una collega, cioè una professionista a cui abbiamo dato un incarico, che sovraintende alla diffusione del fuoco in quest'area e poi c'è tutta una squadra ovviamente che circonda l'area. Qui sono i nostri colleghi del Corpo Forestale Regionale, coinvolgiamo anche le squadre della Protezione Civile comunali che fanno attività antincendio, fanno addestramento antincendio attraverso queste attività, e qui era venuta anche una squadra speciale da Pieve di Cadore proprio perché per sperimentare questo tipo di gestione che può essere utilizzata non solo in ambiente così di vegetazione bassa, ma anche a livello forestale.
quindi sta destando un certo interesse a livello nazionale. E qui eravamo la mattina, a metà mattina, questa primavera, in realtà vedete un po' di fiamma, ma non prendeva perché in realtà era troppo umido. Ovviamente noi lavoriamo in momenti in cui l'umidità è molto alta proprio perché la diffusione del fuoco sia molto lenta, non è che dobbiamo incendiare tutto, dobbiamo solo passare velocemente nelle parti alte della vegetazione. E dopo poche ore, un po' di vento, la temperatura si è alzata leggermente, si è riusciti a fare l'operazione. I risultati sono molto buoni perché, a differenza di una falciatrice o di un trincia forestale come quelli che avete visto prima, che lavorano in modo del tutto omogeneo e quindi tagliano alla stessa altezza tutto, il fuoco lavora un po' come le pecore, cioè dove è più umido prende meno, dove è più secco prende un po' di più e crea un ambiente molto più diversificato, quindi a livello vegetazionale mantiene una maggiore biodiversità. Ovviamente prima e dopo si fanno dei monitoraggi anche proprio sugli insetti per capire l'impatto sugli insetti. Ovviamente questo viene fatto nel periodo invernale, qui eravamo all'inizio della primavera, era già un po' tardi, quando ovviamente non ci sono specie animali o comunque sono molto ridotte, però appunto la preoccupazione è che in particolare la componente degli insetti possa avere degli effetti. Non è che il Landini da 95 cavalli non abbia effetti, quindi alla fine se sfalcio, però è una tecnica molto interessante che si sta sperimentando. Queste sono le nostre serre, quindi quello che vedete non è radicchio, ma sono appunto specie particolarmente rare o comunque che servono a ricostituire gli ambienti naturali e questo è appunto il fiorume che è stato raccolto e che deve essere rivoltato perché si essicchi velocemente, perché altrimenti ovviamente va in fermentazione, quindi deve essiccarsi e va tenuto così, va rivoltato in modo che l'umidità non aumenti molto. E questa è sempre la primola farinosa in parcella, quindi riprodotta in parcelle all'esterno della serra per poi poter essere prelevata e trapiantata in campo, oppure da queste si raccolgono i semi per poter poi avere il seme per eventualmente fare interventi di trapianto. Una parte dei semi, di tutti i semi delle specie più rare, viene conservata nella banca del germoplasma dell'Università di Udine, sempre qui all'azienda Servadei, per completare quella che è la catena della conservazione, quindi conservazione in natura, conservazione in campo, conservazione in serra e conservazione, diciamo, in freezer, quindi dentro le banche del germoplasma che conservano i semi a bassissima temperatura e che poi, proprio per garantire la conservazione, ogni 8 anni vengono rinnovati per avere annualità diverse e quindi anche biodiversità, quindi anche contenuto genetico del seme diverso di diverse annate. Ultimo passaggio, abbiamo visto una conservazione di tipo, diciamo, passivo, ma ci siamo detti, ma perché visto che fino nel passato il fieno del prato stabile veniva utilizzato per darlo da mangiare agli animali e oggi non succede più, perché non contattiamo le aziende agricole, e qui siamo con gli agricoltori di Campolessi, della latteria di Campolessi, e proviamo a immettere nella dieta degli animali una quota parte di fieno da prato stabile. E quindi stiamo lavorando per costituire una filiera, quindi per produrre dei formaggi, del miele, della carne e del fiorume da prato stabile, coinvolgendo le aziende che utilizzano questo tipo di prodotto. E quindi stiamo lanciando questa campagna. Questo è appunto il logo che verrebbe assegnato all'azienda agricola che produce questi prodotti, garantendo una quota minima che stimiamo attorno al 20% di razione alimentare che proviene da prati stabili oggetto di conservazione. Questo è diciamo, la parte finale
di questo progetto, che ovviamente è la più difficile, è la sfida maggiore, ma insomma noi contiamo, se non quest'anno, nei prossimi anni di portarla a termine, di portarla a casa. E con questo direi che avremmo effettivamente chiuso il cerchio, perché a questo punto abbiamo rimesso l'attività economica, un'attività economica diciamo, anche ad alto contenuto culturale, come quella di produrre prodotti di alta qualità, prodotti agroalimentari di alta qualità, che diventano essi stessi gli elementi di conservazione del paesaggio, gli elementi di costruzione del paesaggio. E quindi chiudiamo il cerchio, perché alla fine è l'attività umana stessa che diventa, come era in passato, come è anche oggi, ma con paesaggi molto semplificati, diventa l'elemento di costruzione di un nuovo paesaggio, che in realtà è un nuovo paesaggio che però ripercorre e recupera vecchie conoscenze, come quelle appunto di un'agricoltura diciamo anche più sana, con maggior benessere animale e anche con prodotti di fatto più sani, perché utilizzano delle risorse maggiormente naturali. E con questo ho concluso. Grazie.